Elisabetta, Sì. quando è che hai esordito te? Io molti anni fa, nel 70, vabbè lasciamo perdere, alla fine degli anni 70, con l'operetta Nonna Nanetta in Rai. Senti, tu pensi che in quei tempi sia stato più facile, cioè quello che è stato il successo di personaggi come te, pensi che oggi possa essere emulato? Allora era molto, diciamo, più difficile dal punto di vista professionale perché ci chiedevano una preparazione particolare, nel senso che adesso si diventa personaggi famosi anche senza cantare, senza ballare, senza recitare, cioè solo perché si è personaggi che partecipano a reality per esempio. Allora invece insomma ci sottoponevano a provini su provini per cantare, per ballare, per recitare eccetera. E poi c'erano due canali soli, Rai 1, Rai 2 e forse anche Rai 3, ma soprattutto due canali, per cui diventare famosi era più facile, perché adesso con tutte le televisioni che ci sono è molto più dispersivo per i giovani. Quindi pensi che sia, diciamo, quasi inutile studiare? Beh no, secondo me se uno vuole lavorare nel mondo dello spettacolo una base ci vuole assolutamente. Penso che anche adesso il pubblico si sia raffinato, voglia anche vedere fare qualcosa di bello. Insomma, gli attori, i cantanti che ci sono adesso, comunque quelli che fanno veramente la professione sono bravi. Anche nei talent show diciamo che escono dei ragazzi molto preparati. Senti, che ricordo hai di quei periodi? È un Il bel ricordo ricordo. più bello che Intanto ti... ero giovanissima, avevo 16 anni quando ho esordito, quindi ero molto speranzosa, credevo in tutto. Adesso non dico che non credo in niente, perché ho conservato il cuore di una bambina anche adesso, però diciamo che allora ero spensierata. Che cosa consiglieresti oggi a questi giovani che in tutti i modi vogliono assolutissimamente apparire? L'importante è non... Allora, il mondo dello spettacolo è un mondo difficile, è un mondo importante, è un mondo faticoso e quindi bisogna avere una grande passione. Se si ha questa grande passione sicuramente bisogna comunque studiare, avere una preparazione. Distoglierei le persone da andare a fare successo tramite i reality show perché non portano a niente, portano alla fine solo avere qualche mese, se non un anno di notorietà, si fanno un po' di soldi ma poi non succede niente, mentre invece se si ha una preparazione si ha la speranza poi di poter lavorare a lungo. Che cosa pensi di tutte queste agenzie di management che ci sono sul territorio nazionale? Un'agenzia come quella di Tony Toscano. Toscano è uno dei pochi onesti veramente che credono nelle persone che gestiscono, ecco, diciamo che di lui non posso che dire bene. Degli altri non lo so, non ne conosco parecchi. E invece cosa pensi di tutti questi concorsi che soprattutto di estate trovano il loro esordio? Concorsi ce ne sono troppi forse adesso, diciamo che però i concorsi sono utili per i giovani perché imparano ad affrontare la realtà dello spettacolo che è crudele e molto dura.
ti do esattamente 5 secondi per dire quello che vuoi, bene, brutto o cattivo, quello che vuoi. Mi piacerebbe tornare a lavorare in televisione.